adesso è il momento della nostra televendita. Buonasera, eccoci al consueto appuntamento con la televendita. Questa sera vi propongo un oggetto straordinario che si arrabbierà al posto vostro, l'incazzatore personalizzato. Ma ve ne voglio dare subito la dimostrazione pratica. Venite a conoscenza che per colpa dei rifiuti a Napoli è stato gettato fango sui nostri prodotti alimentari, complicandone così l'esportazione anche all'estero. I primi a dare l'allarme sono stati i cinesi. Proprio voi parlate! Voi che facete i pezzetti da tutto il mondo! Voi che esportate tutte le cose false! E criticate la nostra mozzarella! Voi che vi mangiate pipistrelli che carciofo! O pollo che mandorlo! Gli otturoni come ho facito! O forno che patate! Avete visto amici, è straordinario. Pensate che lo potete acquistare chiamando il numero che vedete in sovraimpressione. Ma scusate un attimo. Scusa, pronto amore? Sì, t'ho detto dopo. T'ho detto dopo. E sto faticando! Quando sto faticando non mi può chiamare! O cane, ma che torna la porta giù! Anzi, fa una cosa, spendi insieme ai panni, due mulletti, che si fa pipì, innaffi pure il pianto a bagno! Saluto. State buono! Avete visto, può essere utile sempre, ma poi lo potete acquistare alla modica cifra di 300 euro, è una mano di Dio, e compratelo, cosa aspettate? Anche perché le cose che ci fanno arrabbiare sono veramente tante. Leggendo un libro venite a conoscenza che i parlamentari hanno deciso, sia alla Camera che al Senato, di aumentarsi lo stipendio. Ma da un mondo stipendio! E mica solo che stanno deciso pure siamo dei barbieri! Il barbiere è papà nulla! Se proprio vado a fare i capelli, venite a che vi faccio da tutte cose, pelo e contropelo! Non che faccio fatta già sfugare, In questo caso basta abbassare la voce e aspettare che si calmi, e se proprio non si calma lo spegnete. Comprate questa sera il vostro fegato di ricambio, così il fegato se lo fa lui. Allora, ma loro sono molto bravi. questo oggetto è meraviglioso! È un oggetto che non sbaglia mai. Cioè, è meraviglioso, è molto tranquillo. Allora, sai perché è una figata questo oggetto? Perché a parte che è precisissimo, poi può spaziare su tutti gli argomenti, cioè praticamente tu puoi usarlo su tutto. Su tutto? Fatima! Hai la stessa idea che ho avuto io. Sì, vieni un attimo, Vieni per qua, favore. Fatima. Vieni, allarghiamoci. Mettiti qua. Mettiti al centro. Ciao. Allora, divertiamo. Ros? Sì, Gigi. Allora, Fatima viene da te e ti confessa che vuole fare la conduttrice. E che si conduttrice! La cosa corta, non stavo manco parlare! Ma non la vediamo al supermercato! No, che basta fatta già asciugare! Che ci sta mia cucina fuori che 100.000 volte meglio ti chiamata sta cosa! Bravo! Andiamo! Bravo!